È tutto pronto per la intitolazione della tribuna centrale dello Stadio Seneto al compianto professor Domenico Gareffa. La cerimonia avverrà oggi a partire dalle ore 15:30 alla presenza di autorità cittadine, religiose, militari, familiari, organismi sportivi provinciali e i tanti ragazzi di allora cresciuti sportivamente sotto il suo vigile occhio. Docente di educazione fisica, era stato anche calciatore ed atleta di svariate discipline, compreso il basket. Lo aveva richiesto a gran voce il delegato provinciale del CONI di Agrigento, professoressa Antonella Attanasio, all'amministrazione comunale presieduta dal sindaco dottor Francesco Miciche. La Giunta finalmente, dopo qualche tempo, ha deliberato il provvedimento con questa motivazione. Ha svolto un ruolo importantissimo per la crescita dello sport nella nostra città e per avere costituito un esempio per i giovani agrigentini e per le generazioni future. Modenese di nascita, era nato a Castelfranco Emilia il 1° gennaio del 1912. È stato agrigentino di adozione, infatti figlio di padre calabrese e madre agrigentina, si trasferì con la madre Rosa Cardinale a soli 2 anni dopo la morte improvvisa del padre in un tragico incidente. Talentuoso e versatile atleta, il giovane Mimmo rappresentò la città negli anni 30 in competizioni nazionali di nuoto, marcia e triathlon, ginnastica ed atletica leggera, classificandosi spesso tra i primi a livello nazionale. Ha fatto parte anche della prima formazione di pallacanestro agrigentina che militava nel campionato regionale, ma dedicando sempre le sue migliori energie all'attività calcistica, il suo primo amore. Nel 1931 si inaugura ufficialmente lo stadio di calcio, detto del Littorio, poi è divenuto Esseneto, in cui avviene il battesimo dell'Associazione Sportiva Agrigento nel campionato siciliano di seconda divisione, promosso subito in prima.